Se viene a Catania deve dire Santa Paola, Ercolano, esattamente come 30 anni fa. Esattamente come 30 anni fa c'è ancora in parte qualche spiffero di impunità, altrimenti non si capirebbe come gli Ercolano continuino ad essere così presenti sul mercato, con parenti incensurati, ma certamente parte organica delle dinamiche familiari. Non si capiscono alcune disattenzioni come quella che aveva riportato fuori al 41 bis al Ercolano, che poi è stato restituito al regime di carcere duro. Non si capiscono alcune cose che fanno pensare che in questa città ci siano ancora ambienti che hanno forme di attenzione, di reticenza o forse di necessaria gratitudine nei confronti di queste famiglie 30 anni dopo, 31 anni dopo. E questa è una cosa preoccupante. Una delle poche ma solide consolazioni di questi anni è che qui c'è stata sempre la città, una parte della città, una città che ha conservato affetto e memoria. Le due cose vanno insieme. La memoria, se non ci fosse affetto, l'affetto è una parte di questa città dedicata a Giuseppe Fava, sarebbe soltanto una liturgia. Io credo che una parte di Catania, ma penso anche una parte della Sicilia, una parte di questa nazione si senta orfana di Giuseppe Fava, così come credo che se oggi premiamo, come è avvenuto anche in altri anni, giornalisti ragazzini quando è morto mio padre, che forse hanno anche tratto stimolo e insegnamento da quella vita, da quel lavoro professionale, anche questa è una cosa che conforta, cioè c'è una generazione di giornalisti che è cresciuta non nel mito di giornalisti come Giuseppe Fava o come gli altri uccisi, ma nell'attenzione alle qualità, alla professionalità, alla decenza del mestiere esercitato da Fava e dagli altri, e questo è un risultato positivo.